Io voglio iniziare il mio breve intervento legandomi alla frase dell'assessore Tedesca presente qui. Capisco quando lei dice che sente molto la responsabilità della sanità della popolazione del Friuli Venezia Giulia in questo momento. Ecco, in che modo mi allego? Assessore Tedesca, io la responsabilità della sanità del popolo del Friuli me lo sento addosso tutti i santi giorni e le notti, perché lavoro in pronto soccorso ed esco in ambulanza. Un'altra cosa volevo dire, quando ho sentito tra svariati interventi che il Friuli Venezia Giulia è una piccola regione percorribile in 1 ora e mezzo in macchina, sempre dall'assessore Tedesca, ho detto sì, è vero, in macchina si passa da Tarvisio a Trieste in 1 ora e mezza, in autostrada. Io in ambulanza da Gemona pronto soccorso, per arrivare in determinate zone ci metto anche 1 ora. Se in quell'ora c'è qualcuno ingarbugliato nelle lamiere, tagliato a pezzetti, senza qualche braccio, senza arti, magari con il figlio morto accanto, quest'ora per questa persona diventa interminabile, diventa una vita. Se io non riesco ad arrivare in tempo da Gemona con un mezzo, la responsabilità la sento e come? Non è vero che è meglio, sì, è giusto andare negli ospedali specializzati, l'abbiamo sempre fatto. Noi non ci siamo improvvisati con un pronto soccorso vecchio stile. Noi da anni centralizziamo i pazienti direttamente dal territorio, siamo addestrati a farlo, nonostante noi siamo solo infermieri a bordo con gli autisti e un OS. Siamo preparatissimi, assessore Cremaschi, siamo preparatissimi, a differenza di quello che ha insinuato lei, che vediamo 3 infarti all'anno. Le garantisco che ne vedo minimo 3 alla settimana solo io e altrettanti tutti i miei colleghi in turno. Quindi non è che siamo così proprio rustici o contaginosi. Io mi sono preparata per anni a imparare delle cose. Essendo noi una zona, azienda numero 3, molto particolare per territorio, per percorrenze lunghissime, sia Gemona sia Tolmezzo, e siamo infermieri da mi ascolti assessore Cremaschi, mi farebbe piacere dirle queste cose. Quindi ho diritto di parlare perché sono io che rispondo di quella persona che vado a prendere se faccio bene o male il mio lavoro di percorrenza. Adesso abbiamo un mezzo solo, non si può arrivare con un mezzo solo dappertutto. 2 giorni fa sono partita per un intervento, a 10 minuti dopo mi hanno fatto ritornare per un altro intervento molto più urgente e correre. Va bene, l'abbiamo centralizzato, l'abbiamo mandato a Udine subito. Non tutti gli infarti vanno a Udine, parliamone. Ci sono dei protocolli, ci sono degli infarti che vanno a Udine perché devono soddisfare certi criteri. Gli altri infarti restano a Gemona e si curano a Gemona. E ve lo garantisco che è così. Voglio sapere il punto di primo intervento. Non è un pronto soccorso, spiegatelo alle persone. Allora, se ci sono voluti 20 anni per far capire alla gente che esiste un numero unico di chiamata per l'emergenza che è il 118 e la gente non lo fa ancora e la gente continua a mettere le persone in macchina e portarle in un pronto soccorso, cosa succederà quando arriveranno con un infarto a bordo o un trauma cranico devastante a bordo e troveranno quella porta chiusa? Non è vero che noi siamo un pronto soccorso così dove si perde il tempo. Centralizzare un paziente è fondamentale, ma anche stabilizzare un paziente è fondamentale. Non si può giocare così. I tempi sono lunghi per noi, i tempi sono lunghi per Tolmezzo. Perché state parlando che la sanità è cambiata, che le esigenze sono cambiate, che le patologie sono cambiate? Ma le patologie sono cambiate solo nel rosa? Solo nel rosa? Perché a Trieste devono avere l'aeroporto
buona spesa che abbiamo noi e più 4 ospedali. Perché Udine deve avere 3 ospedali? Loro hanno il pronto soccorso e il servizio territoriale. Perché il Friuli Alto no? Spiegatemi come farete ad estrarre i medici di base a sopperire a quello che finora è stato un pronto soccorso. Chiamatelo semplice, come volete. Se ci dà l'opportunità ci spieghiamo adesso. Ecco, voglio sentire queste risposte, perché questo preme a questa gente qua. L'infarto li preme, l'ictus li preme, l'ictus si interviene, entro 2 ore si interviene. Se l'ictus si trova a Stolvizza non ha 2 ore di tempo. Grazie. Grazie a voi. Direi che dopo questo intervento facciamo il primo giro di risposte, no? No, è il suo. Buonasera Presidente, buonasera a tutti quanti. Insomma, lei ha detto che il 10 non sarà presente alla serata che magari vi rinvitiamo noi a partecipare al 10. Se il 10 non può venire, mi chiedo se lei ha delegato qualcuno affinché qualcuno rappresenti la vostra parte. Io ho già chiesto alla consigliera Cremaschi se può partecipare. Insomma, mi aspetto comunque una partecipazione anche da parte vostra. Se mi potete rispondere a questo, mi sarebbe grato. Io parto da una cosa, sono romano esattamente come lei, nasco a Roma esattamente come lei e mi sento friulano. Lei si sente friulano quanto me? Questo le chiedo, questo glielo chiedo per una cosa semplice. Quando io ho saputo che l'ospedale di Gemona sarebbe stato toccato, io ho avuto un tonfo al cuore come penso tutte queste persone che sono qui. E mi chiedo quindi, voi parlate di identità, di aggiungere che manterrete i servizi che ci sono anche adesso. Vi chiedo, nella riforma che voi avete fatto, quali sono i servizi che integrerete e quali sono quelli che verranno tolti? Ma soprattutto, quelli che verranno tolti, come verranno trasformati? Perché si parlava di un pronto soccorso che chiuderà dopo 12 ore. Le racconto 2 storie brevemente, ma che sono comunque cronaca dei giornali. Un signore è andato al pronto soccorso di Udine con un dolore al torace. Ha trovato pieno, perché erano dopo le 8 ed era pieno il pronto soccorso. Si è recato a San Daniele gli hanno